Sì, qui a Padova si attende l'arrivo di una delegazione di medici del Comitato di Sanità cinese. Si sta infatti sperimentando sia qui all'Istituto di Infettivologia di Padova che all'Ospedale Sacco di Milano che allo Spallanzani di Roma un farmaco antivirale che ha già dato degli ottimi risultati in Cina. Inoltre un altro farmaco sotto esame sia qui a Padova che in altri 8 centri d'Italia è un farmaco anti-artrite. Su questo si sta studiando in questi giorni perché fra l'altro si attende un picco di contagi qui in Veneto intorno al 24-25 marzo e si sta cercando di correre ai ripari rafforzando la terapia intensiva. Inoltre servono anche i respiratori meccanici e le mascherine. Questa delegazione cinese è arrivata a Roma con 31 tonnellate di materiale sanitario e almeno 300.000 mascherine sono destinate al Veneto. Intanto è stata sospesa l'attività chirurgica non urgente, quindi differibile, questo per liberare del personale sanitario che deve essere destinato appunto alle rianimazioni. Un'ultima notizia importante sempre riguardo alla lotta al coronavirus, partirà in Veneto una nuova campagna di tamponi a tappeto sulla cittadinanza. Verranno eseguiti circa 15.000 tamponi, questo grazie alla donazione di un importante industriale veneto che vuole restare anonimo. L'obiettivo è scovare le persone asintomatiche perché sono proprio loro gli agenti maggiori che contagiano e che diffondono in modo più forte il virus, e quindi questa nuova campagna di tamponi serve a individuare gli asintomatici e a capire le capacità di riproduzione del coronavirus. Per ora è tutto, a voi la linea.